aprono, le fortezze cadono, io vivo per te, niente è impossibile. Credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te. Credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te. Credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te. Credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te. Posso ogni cosa, se Dio è con me, niente è impossibile con te. Gli occhi miei si aprono, le fortezze cadono, io vivo per te, niente è impossibile. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te. Credo in te, credo in te, Gesù. Alleluia. Niente è impossibile per il Signore. Amen. Ma ci crediamo davvero? Amen. Stamattina parlavo con un fratello che è responsabile di un centro di tossicodipendenza da tanti anni. E mi ha mandato la testimonianza di questa ragazza che si è battezzata e ha dato anche c'è il filmato, casomai ve lo mando a tutti quanti voi, dovete vedere, perché lui quando l'ha visto la prima volta diceva molto probabilmente per questo veramente ci vuole la mano di Dio, perché la ragazza aveva fatto ogni specie di tipo di stupefacente, ogni tipo, e non solo, aveva anche che lei si tagliava, aveva questo demone che lei si tagliava, si feriva, quindi veramente diceva era un caso disperato. Ma quando è entrato Gesù nella sua vita, ha aperto un piccolo spiraglio, Gesù è entrato e lei testimonia nella vasca battesimale dell'opera grande che Dio ha fatto per lei, che non avrebbe mai immaginato. Abbiamo un Dio grande. Credo in te, credo in te. Se tu credi, disse Gesù, tu vedrai la gloria di Dio. Se tu credi. Allora questa mattina la domanda è: quanti sono venuti qui questa mattina e credono che il Signore può trasformare e cambiare ogni situazione nella tua vita? Ma quanti sono disposti a lasciare ogni cosa nelle mani di Dio? Qualcuno ha detto che il Signore sì è luce, il Signore sì accende le luci nelle situazioni, però ha detto gli occhi li dobbiamo aprire noi. Noi possiamo tenere la luce accesa nelle nostre stanze ma avere gli occhi chiusi. Possiamo metterci sotto la doccia che scende l'acqua, ma possiamo anche non prendere l'acqua. Sapete cosa facciamo? Mettiamo un ombrello. Allora siamo sotto la doccia. Noi questa mattina siamo nella presenza del Signore, dove Lui ha detto: dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E allora cos'è che mi fa ricevere la benedizione di Dio? Io credo, Signore. Questa mattina, se tu hai poca fede, puoi chiedere al Signore: Signore, sovvieni alla mia incredulità, perché io voglio credere che quelle cose che oramai l'ho date per scontate, che sono morte, avranno vita. Ritorneranno. Quello che ho pensato che fossero perse, Signore, con te non perdiamo mai nulla, perché tu ci fai restituire ciò che il diavolo voleva rubarci. Il diavolo vuole rubarti ogni cosa. Gesù lo disse: egli è venuto per rubare,
ma io sono venuto perché abbiano vita e vita d'esuberanza. Amen. Quanti vogliono vita questa mattina? Adoriamo il Signore. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a te, Signore. C'è gioia nel lodare il Signore. Siete d'accordo? Alleluia. Gloria a te, Signore. Noi ti adoriamo, Signore. Ti benediciamo. Sei degno di essere adorato. Noi crediamo in te. Oh, alleluia. Io mi rallegrerò nell'Eterno, il mio Dio. L'anima mia esulterà nella rocca eterna, poiché mi ha rivestito di salvezza e mi ha coperto con la giustizia sua, giustizia sua. La mia forza e la mia speranza sono in te. Sei la via, la verità e la vita. Ogni giorno entrerò nei tuoi cortili e loderò, e adorerò il tuo nome e canterò nella tua gloria. Io mi rallegrerò nell'Eterno, il mio Dio. Lasci in te questa mattina. L'anima mia Porta esulterà gioia sui nostri nella rocca eterna, Porta poiché gioia. mi ha rivestito di salvezza Porta pace. e mi ha coperto con la giustizia sua, giustizia sua. La mia forza e la mia speranza sono in te. Sei la via, la verità e la vita. Ogni giorno entrerò nei tuoi cortili e loderò, e adorerò il tuo nome e canterò nella tua gloria. La mia forza e la mia speranza sono in te. Sei la via, la verità e la vita. Ogni giorno entrerò nei tuoi cortili e loderò, e adorerò il tuo nome e canterò nella tua gloria. E loderò, e adorerò il tuo nome e canterò nella tua gloria. E canterò nella tua gloria. E canterò nella tua gloria. Andiamo a narrare la tua gloria. Alleluia. Chiesa, adoriamo il Signore. Alleluia. Alleluia, gloria a Gesù. E noi ti adoriamo con tutto il nostro cuore, ti benediciamo, perché nessun altro come te, nessun nome è uguale a te. Per noi legamo da un bisogno le parole canti con il cuore conciso. Io non voglio rinunciare, oh Signore no, io non voglio rinunciare, perché la fatica finirà. Alleluia. Grazie Signore. Voglio dirti a me stessa e a te che ci sono tante difficoltà, ma non rinunciare, non ti stancare, non perdere la speranza. Noi sappiamo che Lui è qui, Lui è in mezzo a noi, Lui è con noi, Lui ci sostiene, ci dà forza, ci dà la vittoria. Lo credi fino in fondo questo? Allora, se tu
tu sai che lui è lì, ti stai aspettando, fai un passo in questo momento e diglielo, io non voglio rinunciare, non arrenderti un attimo prima che possa vedere realizzato il miracolo, la promessa nella tua vita, nella tua casa, qualunque sia, niente è possibile al Alleluia. Quindi proclamalo, perché lui è il Signore della tua vita. Gloria a Gesù. Grazie, Signore. Grazie. Amen. A te la lode e la gloria. Amen. Alleluia. Lo stesso. Sì, Ieri, Signore. oggi, Amen. e Alleluia. Tieni viva la tua fiamma che risplenda nella notte. Il Signore sta arrivando e la fatica finirà. Oh fratello, no, tu non devi rinunciare. Oh fratello, no, perché la fatica finirà. Abbi fede nel Signore, solamente Lui ti può dare una gioia che sia grande, la fatica finirà. Oh fratello, no, tu non devi rinunciare. Oh fratello, no, perché la fatica finirà. Una scala saliremo di Giacobbe, la lunga scala. Una scala saliremo e la fatica finirà. Oh fratello, no, tu non devi rinunciare. Oh fratello, no, perché la fatica finirà. Oh Signore, no, io non voglio rinunciare. Oh Signore, no, perché la fatica finirà. Alleluia. Non vogliamo rinunciare. Noi non siamo come quei molti che si tirano indietro, dice la parola di Dio, ma vogliamo andare avanti. Amen. Il Signore ci ha detto che nel mondo avremmo avuto tribolazioni, ma non ci ha lasciati così. Ha detto: ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Amen. Accomodatevi, gloria a Dio. Accomodatevi. Voglio farvi notare qualcosa alla luce della parola di Dio. Fratelli, tenete ben chiaro, qualunque persona sale sul pulpito e predica, deve predicare la parola di Dio, non secondo me. Nella Bibbia non esiste il secondo me, esiste seconda Giovanni, seconda Corinzi, ma secondo me non c'è. Anzi, addirittura l'Apostolo Paolo usa questa espressione. Questo lo dico io, ma non lo dice il Signore. Attenzione, perché ho sentito spesse volte, diverse volte, e ha fatto solo danni. Il Signore dice, o il Signore mi ha detto di dirti, ha fatto danni. Io gli dico sempre a chiunque riceve questo, gli devi dire: ti ringrazio, però sappi che il Signore sa dove abito, conosce il mio numero di telefono, sa come parlarmi e sa come parlare al mio cuore. Perché molti sono stati, lasciatemi usare questo termine, fregati. E ne stanno pagando ancora le conseguenze. Specialmente quando questo viene detto da qualcuno che è in autorità nella Chiesa.
quindi un pastore, un anziano, quindi viene visto come tale, quindi dice qualcosa, lo prendiamo come oro colato. Fratelli, non prendete mai oro colato nemmeno da me di quello che vi dico. Guardatelo sempre alla luce della parola di Dio. Guardate sempre ciò che la parola di Dio dice. E per questo che io vi dico, quando venite a culto, portate la Bibbia, portate un taccuino, prendete appunti. Quando andate a casa, vedete quello che è stato detto, se è verità. Perché potete essere ingannati. Io posso portarvi la mia esperienza, ma la mia esperienza non vi salverà, né cambierà la vostra vita. Quello che salva è questa. È la parola di Dio che tocca i cuori. Siete d'accordo? Amen. Io posso far dire alla Bibbia quello che voglio, ne siete convinti? Io prendo un testo e ne faccio un pretesto. Prendo quel testo, quel piccolo verso e dico, come spesse volte troviamo tanti messaggi che ci arrivano, però non leggiamo quello che c'è scritto prima, leggiamo quello che c'è scritto dopo. È vero, il Signore è con noi, ma questa mattina proprio abbiamo trattato nello studio della scuola domenicale, mi sono fermato, chi dimora? Chi dimora? Il salmista dice, chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. E quando parliamo di dimora vuol dire dove abiti. E Gesù ha detto, chi ha veduto il Padre ha veduto me. Io abito nel Padre, il Padre abita in me. E quando noi siamo stati salvati, sapete cosa dice la parola? Noi verremo e abiteremo verso di Lui, abiteremo dentro di Lui. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Lo sapete? E chi guasta noi, guasta il Signore. Ma dobbiamo avere una conoscenza della parola di Dio. Siete d'accordo? Andiamo alla parola di Dio, Giona, capitolo 3. Per questione di tempo non possiamo leggere tutto il capitolo, tutti i 4 capitoli, ma sarebbe interessante, perché in Giona noi troviamo un libro molto, molto, molto interessante, come tutti i libri della Sacra Scrittura. Sapete cosa significa Giona, il suo nome? Colomba. Colomba. Cosa rappresenta la colomba nella Bibbia? Alzate la voce, non è che vi diamo i voti. Sapete che il culto lo facciamo insieme? Sì. È lo Spirito Santo. Allora leggiamo, la parola del Signore, avete trovato Giona? È uno dei profeti minori, non è che lui era minore rispetto agli altri, perché contiene pagine. Ok? La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Ascoltate, tenete ben presente per la seconda volta, perché non abbiamo tempo per vedere la prima volta, ma leggeremo qualcosa. Alzati, va a Ninive, la grande città, e proclama loro quello che io ti comando. Giona partì, andò a Ninive come il Signore aveva ordinato. Ninive era una città grande davanti a Dio. Ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarlo. Pensate, grande 3 giorni di cammino. Ma questa città era all'incirca 80 chilometri. La cosa era che questa città, perché era grande? Perché dal numero degli abitanti per 80 chilometri era molto numerosa. Lo vediamo alla fine del capitolo 4, dice che aveva 120.000 abitanti. Pensate, Marostica ne ha 13.500. 80 chilometri a 120.000 abitanti. Era una città abbastanza, più animali, la scrittura ci dice. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutto. Ascoltate, tenete bene in mente quello che ha predicato Giona. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re, i ninivesi, Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello, il re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenera. Poi, per decreto del re e per i suoi grandi, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo: uomini e animali,
armamenti, greggi, non assaggino nulla. Avete visto che mancano le donne? Perché le donne allora, ma c'erano anche le donne. E quando Dio dice 120.000 erano anche le donne, perché Dio non si dimentica delle donne. L'uomo lasciamo perdere. Non vedevano, allora, uomini e animali, armamenti e greggi non assaggino nulla, non vadano al pascolo e non bevono acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e di gridino e gridino a Dio con forza. Ognuno si converte della sua malvagità e della violenza compiuta delle sue mani. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertirono dalla loro via malvagio e si pentì del male che aveva minacciato di fare a loro. E non lo fece. E Giona, dice il capitolo 4, vi consiglio di andarlo a leggere perché io tratterò qualcosa del capitolo 4. Allora, partiamo nel contesto, dobbiamo comprendere delle cose. Allora, Giona era un profeta che è vissuto 800 anni prima della venuta del Signore, all'incirca. Giona era nel regno del re Boamo II e Dio lo usò per predicare a questo re, per parlare a questo re e gli diede la vittoria al popolo. Dio lo usò, lo troviamo in Seconda Re, capitolo 14. Lo troviamo solo in quel contesto e poi lo troviamo qui, Giona. Non sappiamo se questo libro l'abbia scritto lui, non lo sappiamo. Però questo libro ci dà un messaggio profetico triplice. Allora, dimostrare ad Israele e a altre nazioni la grandezza, la misericordia dell'amore di Dio e la sua opera salvifica e la capacità di salvare attraverso la predicazione. Stiamo parlando di un popolo assiro, erano di Assiria. L'Assiria è stato il popolo numero 1 nemico di Israele. E Giona, quando viene chiamato, non vuole andare a Ninive, sapete perché? Perché è il popolo nemico del popolo di Israele, perché gli hanno ucciso anche i suoi parenti. Quindi Giona ce l'aveva a morte con loro. Ma il Signore cosa fa? Chiama Giona e gli dice: devi andare là e devi andare a portare un mio messaggio. Ascoltate, Luca capitolo 11 versetto 32 dice: nel giorno del giudizio i niniviti, questo lo dice Gesù, lo sta dicendo a chi? Al suo popolo. Gesù sta dicendo al suo popolo che nel giorno del giudizio i niniviti si alzeranno con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidono alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. Ma sappiamo che la scrittura ci dice: egli è venuto e i suoi non lo hanno ricevuto. Ma gli assiri, quel popolo che ne combinava di tutti i colori, era un popolo idolatro, era un popolo che era fuori completamente dai pensieri di un credente, di un figlio di Dio. Dio, leggiamo alla fine, che aveva pietà per questo popolo. Secondo punto, desiderava rivelare attraverso l'esperienza di Giona quando Israele fosse lontano dal suo Dio. Perché la prima cosa che il Signore fa, quando Lui ci chiama anche a predicare agli altri, Lui ci fa notare quando noi siamo lontani ancora da Lui. Quando ancora non abbiamo compreso dell'amore e della grandezza dell'amore di Dio. Se io questa mattina dovessi dire: quanti hanno nemici qui? Quanti avete al lavoro un nemico? Quanti avete qualcuno che realmente vi sta sulle scatole? E Dio ti ha chiamato come Giona. Ma tu cosa fai? Scappi via
ti imbarchi su un'altra nave. Mi state seguendo? Per chi conosce la storia di Giona, scappa via proprio dal lato opposto. Dio lo chiama di qua, lui va dall'altro lato. E noi non facciamo da meno, Oggi sto predicando prima della Santa Cena. Ok? Terzo punto, ricordare al suo popolo la sua ribellione verso di lui e i profeti che lui aveva invitato ad ascoltarli. Quante volte Dio ha mandato profeti ma non lo hanno. Geremia è il profeta del pianto. Signore, ma questi io predico e questi non mi ascoltano. Sapete quante volte l'ho detto al Signore? Signore, in 25 anni, fra poco faccio 25 anni, quante predicazioni ho fatto? Quanti messaggi, quanti pianti ho visto, quanta gente è venuta avanti, quanti inginocchiati, quanti sembravano che hanno spaccato il cuore e poi viene il nemico e ruba. A Ninive vi erano 120.000 persone, in un popolo dove era nota la sua correzione e crudeltà. Pietro dovette imparare a casa di Cornelio, che non voleva andare a predicare Pietro lì, ma ebbe una visione. Dio gli diede una visione prima di andare a casa di Cornelio. La conosciamo tutti quanti quella visione, no? Vide dei quadrupedi, vide di animali che non poteva mangiarli, non era per la legge, non poteva mangiarli. Ammazza e mangia, mai Signore, io non mangerò mai questo, perché la legge me lo vieta, non fare tu impuro ciò che io ho purificato. Ci sono delle guerre adesso davanti a noi, imminenti, che quello è il nemico, quello è il mio nemico. Ma è il nemico anche di Dio? C'è un nemico di Dio? Sì. Sapete chi è? Il diavolo. Il diavolo. Dio non ce l'avrà mai con te. Dio ce l'ha con il diavolo. Se mia figlia, perdonatemi questo esempio, o qualcuno che mi sta a cuore, che mi sta vicino, ecco perché faccio l'esempio di una figlia, ha un tumore, io non combatto mia figlia, io combatto il tumore. Siete d'accordo o no? Ma noi a volte combattiamo contro la persona, non contro il tumore. Dobbiamo combattere contro il tumore, non la persona, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Egli vuole che nessuno perisca e continua a parlare ai cuori. È importante. Qual era il messaggio che io ho dato il titolo? L'avete visto il titolo? Vi è stato mandato su Facebook, no? Preferisco morire. Preferisco morire. Qualcuno ha detto, ma chissà il pastore cosa ci predicherà? Preferisco morire. Avete mai sentito qualcuno, qualche collega, vostra figlia, qualcuno che vi dice, no papà, preferisco morire? No, io non lo farò mai, preferisco morire, piuttosto andare da lui e dirgli perdono oppure chiedere, io preferisco morire. L'avete mai sentito dire? E chissà, forse l'hai detto anche tu. Perché l'ho detto io e non mi vergogno a dirlo. No, Signore, preferisco morire. Dio dà un messaggio ben preciso a Giona. Vorrei che noi, vi ricordate che vi ho detto, sottolineate il fatto che il Signore dice a Giona al capitolo 3, va a Ninive, la grande città, e proclama quello che io ti comando, ma non troviamo scritto quello che gli ha comandato di dire. Mi seguite? Perché è importante questo, non lo troviamo ancora. Al capitolo 1 noi troviamo quello che lui gli aveva detto di dire. Venite con me al capitolo 1, la parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la grande città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Doveva dire che la loro malvagità era salita a Dio. Giona passa un momento terribile perché non vuole andare lì e allora si imbarca su un'altra nave e Dio scatena il mare. Una guerra che prendono paura tutti quanti e lui si dichiara chi è, che questa guerra che si sta scatenando, che sta succedendo sul mare, sui venti, la causa è lui.
e dice: cosa possiamo fare? Dovete prendermi e gettarmi nel mare e il mare si calmerà per voi. E loro lo fanno, lo gettano in acqua e Dio cosa fa? Dio comanda un pesce, perché Dio è sovrano sugli animali, su ogni cosa. Gli animali gli ubbidiscono, noi no. Dio manda un pesce, lo inghiotta e lui fa una preghiera in quella occasione, perché noi siamo bravi a fare delle preghiere così belle quando ci troviamo. Volevo dire una parola cattiva, ma non la posso dire. Ma l'avete capito? Fino al collo. Questo lo capite ancora meglio. Allora lì alziamo preghiera del Signore tu perdonami, Signore. Lui fa una preghiera, pazzesco quello che dice: io grido al Signore dal fondo della mia angoscia ed egli mi ha risposto della profondità del soggiorno dei morti, capitolo 2. Ho gridato a lui e ha udito la mia voce, tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, la corrente mi ha circondato, tutte le onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo tempio santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe mi si sono attorcigliate alla mia testa, sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue barre su di me per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore Dio mio. Fa una preghiera così toccante, così particolare, che alla fine il Signore comanda il pesce, versetto 11 del capitolo 2, il Signore diede ordine al pesce e il pesce lo vomitò. Questa non è una favola. Gesù lo cita questo. Come Giona è stato nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figliuolo dell'uomo dovrà stare. Vi ricordate? Sì, non è una favola. Perché Dio, quando ci chiama ad un compito, ad un servizio, e quando noi vogliamo fuggire da quel compito, Lui farà del tutto per cercare di farti rientrare in quel compito che Lui ti ha affidato. Sto parlando a qualcuno questa mattina? Forse sì. Hai voglia di fuggire? Lui ti manda i pesci a prenderti. Allora Giona, questa esperienza che fa, gli avrebbe dovuto servire. Siete d'accordo oppure no? E caspita, ero morto, non rinunciato, ma ho rinnegato. Allora mi serve questo. Mi serve anche per capire, io figlio di Dio, io profeta, non faccio la volontà di Dio, però io a questi non li voglio vedere, perché la grazia è per me, ma la condanna è per gli altri. Non è mai per me la condanna, la grazia è per me, ma la condanna è per gli altri, è per il mio nemico, per quello che non mi ama, per quello che... No! Dio gli ha voluto insegnare qualcosa. Ma ancora di più, la cosa importante, bellissimo, che lo Spirito Santo, io ho pensato, ho detto, ma guarda te quanti anni ho predicato su questo passo e stavo considerando questo, che Giona dice qualcosa che Dio non gli ha detto di dire. Almeno io lo riscontro così, perché Giona grida 40 giorni e Ninive sarà distrutto. Ma Dio gli aveva detto questo? Al capitolo 1 cosa abbiamo letto? Che Dio gli ha detto che la loro malvagità è salita davanti a me. Questo cosa ti fa fare? Ti fa pensare, ti fa riflettere, ti fa chiedere perdono. Siete d'accordo? Il messaggio doveva essere un messaggio di salvezza, un messaggio di speranza. Giona non dà speranza ai niniviti. Giona è come arrivasse a Napoli, si mette a girare per Napoli e dice, o in Sicilia, e dice ancora 40 giorni e il Vesuvio scoppierà. Ma ringraziato sia lo Spirito Santo, che Lui sovviene anche alle nostre carenze, che quando noi a volte facciamo una predicazione, lo Spirito Santo sa come parlare ai cuori, che a volte mi stupisco. Sapete, alcune volte ho fatto delle predicazioni, ho predicato, ho detto chissà mai
se avranno compreso, avranno capito quello che il messaggio volevo fare. Qualcuno è venuto da me e mi ha detto, sai, il Signore mi ha parlato che io non avevo predicato quello. Io non avevo predicato quello. Ma lo Spirito Santo questa mattina, che è qui in mezzo a noi, sa quello che tu hai bisogno. Lui sa quello che tu hai bisogno e necessiti. E può cambiare il mio modo di, o meglio, il mio pensiero nel tuo pensiero di quello che tu hai bisogno. Sono stato chiaro? Di cosa avevano bisogno i niniviti? Di conversione, di salvezza. E se tu predichi ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutto, caspita. Fra l'altro loro non erano del popolo di Dio. Non lo erano. Giona si dimentica della misericordia. Ma allora perché Giona dichiara 40 giorni? Da dove viene fuori sto 40 giorni? Cosa ha mandato Dio sulla terra per 40 giorni? Il diluvio. E Giona ha quell'esperienza e dice sarete 40 giorni. Se fossi stato io il Signore me lo sarei tirato per le orecchie e avrei detto tu non hai ancora capito niente. Io non ti ho detto di dire 40 giorni. Ma il Signore porta pazienza con noi, specialmente i suoi ministri. E io lo ringrazio perché se sono ancora nel ministero è per la sua pazienza e per la vostra. Ma lui cosa fa? Lui se ne va via e si mette sotto una bella ginestra. Sotto questa pianta che il Signore ha fatto crescere, il sole lo stava colpendo. E lui era là, io me lo vedo come spettatore, dice adesso succede, adesso avviene, adesso li vedo distrutti. Era là per vedere la gioia di vedere il suo nemico distrutto. E il Signore cosa fa? Comanda ad un verme, che non era un profeta, era un verme. Devi andare a mangiarti quella foglia, devi andarti a mangiare quell'albero. E il verme l'ubbidisce. Non era un profeta, era un verme. E il verme va lì e si mangia quella foglia e la consuma. E lui si arrabbia con il Signore. E gli dice, ma come? Stavo qui al fresco, stavo aspettando che tu intervieni. Io ero sicuro, ero convinto. Ero sicuro. Ascoltate bene. Dio gli dice a lui, perché Dio legge il cuore. Siete d'accordo che Dio legge il nostro cuore? Dio conosce i cuori di ognuno di noi questa mattina che ci accostiamo alla Santa Cena. E sa chi è il nemico della tua vita, che tu lo ritieni nemico. Sa con chi ce l'hai. E con quanta disinvoltura ci accostiamo alla Santa Cena. Gesù non ha avuto nulla con Giuda. E gli ha dato anche l'ultimo pezzo, gliel'ha dato a lui. Ha detto quello che devi fare, fallo presto. E gli ha lavato anche i piedi. E sapeva chi era. Giuda. E Gesù aveva detto, avete visto quello che ho fatto? Se non avevano ancora compreso, l'avrebbero compreso dopo, perché Giuda l'aveva tradito e si andò a impiccare Giuda. Anche Pietro lo tradì. E Dio gli dice, hai tu pietà del ricino? Hai tu pietà del ricino? Cioè tu sei arrabbiato perché io ti ho tolto l'alberello che tu stavi prendendo e che non hai lavorato per farlo, e io non avrei pietà di 120.000 anime, più gli animali, che il Signore non sfuggirà anche quello. Non hai tu pietà? A volte noi diamo più importanza alle cose che non valgono niente, con quelle che valgono.
Quante cose vorrei dire stamattina, ma vorrei fermarmi. A volte amiamo più delle cose che sì hanno il loro valore. Perdonatemi, fratelli, io gli animali li amo. A me mi piacciono moltissimo. Ho avuto un cane per 17 anni e quando è morto che purtroppo ha sofferto, soffrivo, non l'abbiamo voluto vedere soffrire, l'abbiamo pagato per una persona, ma siamo andati via, non abbiamo voluto vedere la puntura che gli faceva, ma lo vedevamo soffrire, è stato un dolore. Però dobbiamo saper misurare le cose. Perché vedere qualcuno che compra il cappottino al cane, le babbuccine, il cappellino, le cose al cane, però c'ha il vicino accanto a lui, o c'ha la mamma, o c'ha il padre, o c'ha il fratello, la sorella, che sta morendo di fame. Mi state seguendo? Tu ti preoccupi più, tu ti prendi cura più. Gesù rimproverò chi non si prendeva cura dei propri genitori. Uno dei comandamenti con le promesse di Dio: onora tuo padre e tua madre e ti saranno prolungati i giorni sulla faccia della terra. Onorali. Ma no, mia mamma mi ha fatto, mio padre mi ha fatto. Io ho un'esperienza nella mia nonna. C'erano due miei zii, io ero un ragazzino, due miei zii che fino alla fine ce l'avevano a morte con la mia nonna, la mamma di mia madre. Non la volevano vedere. Quando morì, nelle nostre parti a Napoli, il morto si mette in mezzo alla casa e sta lì 24 ore. Si mettono i quattro cose, sta lì 24, portano il caffè, portano le cose. E io ero ragazzino, mi ricordo che arrivarono questi due figli che non l'hanno mai voluta vedere. Mamma! Le sceneggiate napoletane, sapete le sceneggiate napoletane? Mamma! Perché? Dopo, lei non poteva più vederlo. Non poteva vedere questo. Gli avrebbe fatto bene prima, siete d'accordo o no? E adesso cosa fai? Portare un fiore, dire ti voglio bene, andare in quel momento, in quell'occasione, per aprire il nostro cuore. Ma come tu ti prendi cura più del ricino? Tu stai dando più importanza alle cose che non hanno importanza e io non dovrei avere pietà? Per questi che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra, perché il Signore conosce anche l'operato del nemico. Non sa distinguere la destra. Sapete Gesù cosa ha detto sulla croce? Sì, lo sappiamo. Padre, perdona loro, perché non sanno distinguere la destra dalla sinistra. Non sanno quello che stanno facendo. Il rancore è un veleno che uccide. Il rancore è un veleno che uccide. Piano, 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 ti uccide. Ma diventa così naturale venire ai culti, venire ad ascoltare il messaggio, frequentare la chiesa, ma continuare ad avere rancore dentro al nostro cuore. Fratelli, dobbiamo chiedere al Signore che ci perdoni e che possiamo amare i nostri nemici. Ecco perché io sto dicendo tra il popolo di Israele e l'altro popolo, voi pensate che Dio non ama anche quel popolo? È meglio per me morire che vivere. Arrivare a questo punto. È meglio per me morire che vivere. Perché io non voglio vedere la salvezza di questo popolo. Perché io so che tu sei un Dio misericordioso. Però se dimenticate che la misericordia, la prima cosa, Dio l'ha usato con lui. E noi a volte dimentichiamo quello che Dio ha fatto nelle nostre vite. Davide disse, ascoltate, questo è stato un verso che mi ha accompagnato per 25 anni nel ministero. E lo dico sempre agli altri, a tutti quanti. È stato sempre il mio verso, perché anche a me mi sono state fatte delle cattiverie e da chi non me l'aspettavo.
da chi non me lo sarei mai aspettato. Però Davide dice questo nel Salmo 66, il versetto 18. Ed è stata una grande verità anche nella mia vita. Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Se io avessi tramato il male di chi mi ha fatto del male nei suoi riguardi, il Signore non mi avrebbe mai messo ad un servizio ministeriale, e questo ne sono pienamente convinto. Non mi avrebbe mai potuto affidare una comunità ed essere pastore di una comunità. Perché per quanto riguarda voi vivete in pace con tutti. Vivete in pace con tutti. E lui ne aveva sì da dire che se avessi serbato nel mio cuore il male. Sapete chi è che gli faceva del male? Sì. Un re che lui andava a portargli gioia. E mentre lui cantava, gli andavano delle frecciate addosso. E per 2 volte lui ha avuto l'opportunità di togliergli la vita, ma ha detto: mai toccherò l'unto di Dio. Sarà il Signore, non io. E mai ha perseguitato Saulo, è stato perseguitato da Saulo, ma mai ha perseguitato lui Saulo. Mai. Perché non a noi la vendetta, ma al Signore la vendetta. Però preghiamo per i nostri nemici. Ce l'ha detto Gesù. Pregate per i vostri nemici. Pregate per i nostri nemici. L'amore non cerca. Cosa dice Corinzi 13? L'amore non cerca il proprio interesse. L'amore non gode dell'ingiustizia. Ah beh, te lo meritavi. Ah beh, te lo sei meritato. Prima o dopo doveva arrivare. Ricorda ancora qualcuno che mi disse a me: qua dovevi arrivare, io ti stavo aspettando, ero su quel monte che ti stavo aspettando e da qua dovevi passare, prima o poi da qua passa. A me lo disse, perché stavo vivendo un momento difficile. È bello sentirselo dire da un fratello, vero? E da chi fratello poi? E io in quell'occasione ho pensato proprio a Giona, che stava seduto lassù e stava aspettando. Da qui dovete passare. Prima o dopo io sono. Tu da qua devi passare. Fratelli, ricordiamoci che siamo stati scampati, tutti quanti noi. Che Dio ha mandato un pesce per salvarci. E ci ha rovesciato dalla bocca del pesce perché noi facciamo la sua volontà. Dio ci ha chiamati a predicare la salvezza. Dio ci ha chiamati a pregare per i nostri nemici. Lasciatemi dire una cosa. Predichiamo l'Evangelo. Perché l'Evangelo è quello che salva. Ieri sono stato a trovare mio suocero, mezzogiorno. Tra l'altro mia moglie sarà già scappata, perché è andata lì in ospedale, dare da mangiare a mio suocero. E mio suocero non fa fatica a mangiare, non vuole. Quindi quando sono andato nella stanza era lui e un'altra persona, con una donna vicino e la moglie. C'eravamo io e mia suocera, io e mia moglie. Allora lui balbettava, non voleva, cercavamo di dargli a mangiare. A un certo punto ho detto: Tiano, vogliamo pregare? Così, questa voce qua. Amen, ha detto lui. Amen, preghiamo. E ho fatto una preghiera. Lui diceva: gloria a Dio, amen, gloria a Dio, amen. La signora che era dietro di me si è girata e mi ha detto: scusi, ma lei è un prete? No, sono un pastore. Ah, ha detto: può pregare anche per mio marito, per mio fratello? Certo che sì, ho detto. Ha detto: lui è un sacerdote cattolico. E prego anche per il sacerdote cattolico, ho detto. E ho fatto una preghiera, ho pregato anche per lei. E mia moglie che era lì, guardate. Noi dobbiamo approfittare l'Evangelo e la potenza di Dio. Amen. Io non mi vergogno del Vangelo, disse Paolo, perché essa è la potenza di Dio per la salvezza. Noi siamo la luce del mondo. Quando entriamo in una casa diciamo:
Gloria a Dio! Perché diciamo pace? Perché portiamo pace in quel luogo, in quel posto. E le persone lo avvertono perché siamo il Tempio dello Spirito Santo. Se non abbiamo fatto ancora questo, la nostra esperienza è stata niente, non c'è nulla, è tutto qui, non è qui. Perché davanti a quel paralitico disse: quello che noi abbiamo, te lo diamo. E se noi non abbiamo nulla, non possiamo dare niente, non è qui la salvezza, è qui. Cristo vive in me. Amen. E allora c'è potenza. Dio mi ha chiamato ad essere un fedele testimone, non mi ha chiamato a riscaldare una sedia la domenica. So che quando dico queste cose c'è più di qualcuno che si offende, ma io lo predicherò fino a quando il Signore mi chiamerà. Perché se tu non ti senti una coda di paglia, oppure se ti senti richiamato dallo Spirito Santo, gloria a Dio che lo Spirito Santo ti richiama. Io ringrazio il Signore ogni volta che Lui mi richiama, che mi chiama e mi dice: ma cosa stai facendo? Dove stai andando? Il fratello David Wilkerson, non me lo posso mai dimenticare. Sapete chi è David Wilkerson? Sì. È stato salvato dalla droga, viveva per strada, era un uomo, ha fatto il Teen Challenge, tantissime associazioni di tossicodipendenza, Dio ha salvato migliaia, era il pastore del Tabernacle Church in America, una chiesa grandissima. E lui quando venne a Milano vide un uomo di 80 anni che predicava, che si mise a piangere, piangeva, io che caddo in ginocchio, tutti andammo avanti all'appello suo che lui ci chiamò, eravamo tanti ministri di Dio, ma io corsi per primo perché lui disse che qualcuno gli aveva messo, durante la predicazione, gli aveva messo un bigliettino in tasca. E lui, mentre stava prese il bigliettino e lo lesse, e sapete cosa c'era scritto là sopra? Io ti ho tirato dalla strada e tu ti sei messo dietro a una scrivania. Io ti ho chiamato da una strada e tu sei seduto dietro a una scrivania. Torni in strada. 80 anni, con ministeri, e lui piangeva e chiedeva perdono al Signore. Dio ci ha chiamati per essere luce e sale della terra. Noi viviamo in mezzo agli altri e a volte condiscendiamo anche le cose. Io le vedo, le cose che fanno gli altri. Anche fratelli, sapete cosa significa santità? Separarsi. Separarsi. Ma se io mi separo, come farò? Non ti preoccupare che Dio provvederà. Ieri un fratello che è stato alle chiese Elim, che sarebbe il nostro fratello che ha aperto le chiese in Africa, aveva tantissimi pastori che volevano aprire comunità, ma Dio gli ha detto: vai in Italia e vai a parlare a questi fratelli, e l'ha mandato lì. Lui non parlava una parola, parlava solo inglese e ancora. È entrato in 4 comunità, in queste 4 comunità c'erano le interpreti, lui ha predicato la parola, e per quello che Dio gli aveva detto di dire. Nella 5ª comunità non c'era l'interprete. E la Chiesa ha detto: beh, facciamolo salire lo stesso, magari qualcosa capiamo. C'era una sorella che ha tradotto la sua predica scritta, quello che lui voleva dire, ma sapete, a punti, in italiano, perché parlava ancora, è una chiesa. Lui è salito sul pulpito, sapete cosa è successo? Ha predicato in italiano. E ha predicato in maniera stupenda, meravigliosa, in italiano. Dio provvederà, siete d'accordo oppure no? Colui che ci ha chiamati è grande, è grande. Lui fa opere grandi, siamo noi che lo diciamo piccolo. Se Dio mi ha chiamato, io questo lo farò perché Dio provvederà. Non so come, ma lo farò perché voglio essere fedele al Signore. Non voglio scendere a compromessi con il peccato, perché il peccato non mi appartiene più. Io servo il Re dei Re e il Signore dei Signori. Amen. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.